avuto la grande fortuna questa mattina di abbracciare dopo secoli il patriarca ecumenico di Costantinopoli e di scambiare con lui parole di pace, di fraternità e di desiderio di unione, di concordia e di onore a Cristo e di servizio all'umanità. Speriamo che questi inizi diano buon frutto, il seme porti a maturità.